come noi pensiamo che questo dentista, sì, Jack School, sia l'assassino. Vi piacerebbe frequentare i backstage degli spettacoli di tutta Italia? Sono Teresa Conforti e vi porto dietro le quinte per scoprire i segreti del palcoscenico. In questa puntata Donne in pericolo con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani, Francesco Scimemi, regia di Enrico Maria Lamanna, una produzione Bis 3000. Come sono i vostri personaggi? Sono bellissimi, punto. Ti dico solo questo. No, lo spettacolo è uno spettacolo particolare con personaggi, insomma, siamo tutti molto caratterizzati. È una commedia fuori dagli schemi che esce e entra dalla commedia, cioè noi raccontiamo la commedia brillante, poi usciamo, la citiamo e la raccontiamo. Non è facile, però è uno spettacolo divertente con degli schemi diversi e il pubblico all'inizio ci guarda un po' interdetto, poi entra nel gioco e si diverte molto. Al nostro primo incontro, invece di guardarmi nella scollatura, mi guardava gli incisivi. Ci sono delle amiche, giusto, che vogliono proteggere un'altra amica. Che succede? Ci sono 3 amiche che fanno tutto insieme, insomma, vivono insieme, fanno le vacanze insieme, stanno per dividere anche i fidanzati, vorrebbero dividere i fidanzati insieme, in realtà no, non è così. Una di queste 3 si fidanza e quindi viene a rompersi questo equilibrio all'interno di questa grande amicizia, no? E allora le 2 amiche, Jo e Mary, si coalizzano per dissuadere, insomma, Liz da questo nuovo fidanzato. A che ora hai il primo appuntamento? Alle 8:30, hai ragione. Alle 8:30, hai qualcosa di interessante? È sempre interessante quando una donna è sotto anestesia. Oh, non lo state a sentire, vuole solo provocarvi. Quindi iniziamo a buttare dei sospetti che forse, siccome sparisce lui è un dentista, la sua igienista, gli diciamo guarda che probabilmente lui è un serial killer, per dissuaderla da questo amore, ma in realtà insomma è che siamo gelose forse di questo amore che non abbiamo, ecco. Noi siamo molto preoccupate per la tua igienista. No, vabbè, guarda, io addirittura il calco dei suoi denti dovesse servire alla polizia a identificare un corpo. Parliamo con i serial killer, dico bene? Mi danno del serial killer, chi lo sa, probabilmente, cioè a me piace molto, però non, praticamente io potrei, però non, cioè sarei però non si diciamo che più avanti, ok. Dov'è il problema? 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 Quale problema? Quale problema? Chi ha parlato di problema? Chi ha parlato di problema? Io ho parlato di problema perché tu hai parlato di problema. No, Io ho parlato di problema perché lei ha parlato di problema. Scusate il problema, vi conosco. Com'è questa Liz? Liz è un personaggio molto particolare perché non si arrende agli anni che passano, ha una figlia e si sente ringiovanire improvvisamente perché ha trovato l'amore dopo tanto tempo di singletudine condiviso con Mary e Jo, e quindi diventa anche un po' patetica perché si veste con jeans attillati, usa tante parrucche eccetera, quindi è un personaggio sicuramente pittoresco. Le musiche sono molto belle e poi il pubblico viene chiamato ad indovinare tutti i film che vengono citati durante lo spettacolo. Esiste in questo spettacolo la scena più difficile oppure no? I personaggi sono tutti molto, molto caratterizzati, proprio perché facciamo eco a quella parodia, una parodia di quelle sitcom e dei film anni 70. Lo sa cosa si dice delle bibliotecarie? No. Portano gli occhiali, lo chignon, poi si sciolgono i capelli e diventano bombe sexy. Quindi credo che la parte più difficile sia proprio mettersi nei panni di quel tipo di linguaggio lì, quel tipo di anche postura, modo anche di interagire con gli altri senza essere delle macchiette, e rendere questo thriller il più avvincente possibile. Io sono Trenner, il fidanzato di Amanda, e insomma diffidiamo sempre delle apparenze. Amanda, com'è questo fidanzato? Ne vedremo delle belle perché cioè, devo dire che la nostra storia è molto un tira e molla e abbiamo 2 caratterini molto, molto particolari e quindi insomma a volte ci amiamo, a volte ci odiamo. Ciao dietro le quinte, noi vi aspettiamo a teatro perché il teatro è diventato una cosa moderna e rivoluzionaria, cioè siamo e facciamo uno spettacolo dal vivo e voi non siete più abituati, no? Venite a vederci a teatro, andate a teatro, venite a divertirvi e noi siamo qui e portiamo tante risate a tutti. E allora tanti saluti ai telespettatori di Dietro le Quinte, nonostante le nostre attrici abbiano le terze. Ciao Dietro le Quinte, vi aspettiamo a teatro e viva il teatro. Mi hai rubato la battuta, volevo dire io, viva il teatro, no, viva Dietro le Quinte, viva il teatro, viva Donne in pericolo. Ciao Dietro le Quinte.
Venite a teatro. L'avete detto tutti. Avete detto tutto tutti. Viva il teatro. Venite a teatro. Venite a teatro. Ok, Donne in pericolo, vi aspettiamo. E con questo è tutto. Se volete guardare gli spettacoli da un'altra prospettiva, non perdete il prossimo episodio.